Come sapete anche quest'anno, lo sveleremo tra poco, abbiamo portato delle opere d'arte importanti. L'anno scorso noi facemmo un confronto tra il Bacco di Caravaggio e il Bacco di Guido Reni e anche quest'anno riproponiamo l'arte e la cultura. Ma lavorate bene così? Sì. È disumano. Ci si adatta. Mi metto qui davanti. Prego. Presidente, buongiorno. Sappiamo quanto sia cruciale il settore del vino per l'agricoltura e quindi per il Made in Italy, a maggior ragione la regione Veneto, che è quella che ha più stock in assoluto. Intanto diciamo che qui ci sono 4.000 aziende, 30.000 operatori da 150 paesi diversi, 1.200 buyers, questo è bene sottolinearlo, da 65 paesi, quindi sono top buyers a livello internazionale. Il Veneto rappresenta ancora oggi la prima regione in Italia per produzione di vini. L'Italia fa circa 56 milioni di ettolitri, il Veneto ne fa 11 milioni. Ma soprattutto ricordiamolo che questo Veneto, il Veneto della viticoltura e dell'enologia, è il Veneto che esporta il 36% dell'export nazionale con 2 miliardi 820 milioni di euro. Diciamo che i presupposti ci sono tutti e il vigneto Veneto oggi vale circa 100.000 ettari con una piccola flessione di superficie, diciamo, a vite, ma penso sia assolutamente fisiologico. Presidente, oggi viene presentata una ricerca che descrive un'Italia senza il vino. Cosa sarebbe l'Italia senza il vino? Ma cosa sarebbe il Veneto senza il vino? Ma guardi, da un lato il vino è produzione, dall'altro il vino è paesaggio, dall'altro ancora il vino è tutela del paesaggio, ma infine io direi che è fondamentale dire che il vino è ovviamente identità. E l'identità ci permette di dire che oggi le due grandi industrie che abbiamo, che sono quelle del turismo e dell'enogastronomia in generale e dei vini, ci permettono di essere ad esempio la prima regione turistica d'Italia. 72 milioni di presenze turistiche, 18 miliardi di fatturato nel turismo, siamo i primi in Italia con tutte le destinazioni turistiche che crescono ed è bene sottolinearlo che in Veneto abbiamo il 70% dei nostri turisti che sono stranieri. Morale cos'è? Che dove si mangia, si beve male, non si fa turismo. Bisogna parlare di attacchi oggi, forse non è il caso, vengono i brividi, però il vino in qualche modo è sotto attacco. Ma direi, prima ancora del vino, gli agricoltori e la figura del produttore. Siamo passati da un estremo all'altro, da una prima visione bucolica dell'agricoltore che ti dà il cibo sano, a un'ultima visione che è quella contemporanea, che l'agricoltore è uno dei peggiori inquinatori. Ecco, io direi che la vera sfida che oggi noi abbiamo è quella di fare in modo che ci sia un cambiamento di rotta dal punto di vista culturale, perché non possiamo sempre vedere gli agricoltori sul banco degli imputati. Che cosa può fare? Il prodotto vino fa male. Ma chi dice che il vino fa male? Allora le etichette, insomma, è una polemica abbastanza... Ma guardate, io avendo studiato questi temi, avendo studiato anche tanto il tema dell'alimentazione, partiamo da un presupposto che il vino è un alimento e l'alimento assunto in maniera moderata resta un alimento sano. Così vale per tutti gli alimenti, anche perché se uno si riempie la pancia con 200 ml al giorno, probabilmente il giorno dopo non esiste più perché avrà un'ostruzione intestinale. Presidente, cosa può fare la politica a difesa di questo? Ma noi abbiamo molte attività da fare, bisogna investire nell'innovazione, investire nei dati aerospaziali e quindi calare a terra tutto quello che sono le nuove tecnologie a tutela dell'ambiente e a servizio degli agricoltori. Le aziende agricole giovani crescono a 2 cifre, i giovani portano innovazione, portano sostenibilità in agricoltura e in viticoltura, il biologico cresce molto e dall'altro sicuramente fare la battaglia alzo zero contro l'Italian Sounding. I cibi dell'agricoltura italiana imitati nel mondo valgono circa 120 miliardi di euro. Noi non possiamo permetterci che altri vivano semplicemente imitando i prodotti del nostro agroalimentare. Presidente, prima lei ha raccontato i numeri del vino veneto, ma Verona Fiere sta interpretando in maniera contemporanea questi numeri e continua a crescere. Decisamente sì, perché di fatto è la rassegna, la vetrina internazionale per eccellenza. Stiamo parlando di 160.000 visitatori, 30.000 operatori, 4.000 aziende che espongono e 1.200 top buyers, come dicevo prima, provenienti da 65 paesi. Ci sono tutti i presupposti per dire da un lato io c'ero, dall'altro io non posso restare a casa, visto e considerato che un operatore di questo comparto nel mondo deve essere presente. Grazie. Oggi c'è un compleanno che di sicuro è caro, quello della Lega. Oggi? Sì. Yeah.
Ieri. Vabbè, quarantennale della Lega. No, ma scusatemi, anche qui facciamo un po' di chiarezza, perché continuate a farmi questa domanda e a mio avviso c'è un po' di confusione nei cittadini. Il 12 aprile del 1984 la Lega Lombarda, che non è la Lega, quella che comune, la Lega Lombarda, che è una Lega regionale, esiste la Lega Piemonte, la Lega Lombarda, la Liga Veneta, eccetera, la Lega Friuli. La Lega Lombarda nel 12 aprile del 1984 è stata fondata. La Liga Veneta è stata fondata nell'80, quindi noi il prossimo anno faremo 45 anni. Guardate, io non entro in questo dibattito anche perché è sempre oggetto di polemiche. Continuo a dire quello che ho sempre detto, che la Lega nasce per raccogliere, parlo della Liga Veneta in questo caso, le istanze della nostra gente. Il tema identitario è fondamentale, perché identità è assolutamente il motore che fa muovere non solo il consenso rispetto alla Lega, alla Liga Veneta, ma tutti i partiti. Tutti i partiti vanno in difficoltà quando non c'è identità. Quindi io dico che è fondamentale investire nell'identità. Dopodiché, insomma, guardate, io ho visto queste montagne russe di consenso molte volte negli anni, che avete visto anche voi, che siete ottimi osservatori. Come si dice, natura non facit saltus, dicono i romani, no? Dicevano gli antichi romani. Accadrà per tutti e accade per tutti. Non vi siete parlati? Io ho già risposto, ho detto che non faccio commenti. Non vi siete parlati? No, guardate. Rispetto a ieri, no. l'altro ieri. No, però dopo questo modo. faccio gli auguri alla Lega Lombarda per questi 40 anni di questa galoppata unica e di questa grande intuizione che ha avuto Umberto Bossi. Ricordo che stiamo parlando della Lega regionale della Lombardia, per spiegarlo ai cittadini. Dopodiché nell'89, se non ricordo male la data, le leghe regionali si misero assieme e diedero vita a un partito federale. È vero che il segretario Bossi è il segretario federale di una federazione di movimenti autonomisti regionali, tra i quali c'è la Liga Veneta, che è il più vecchio, perché esiste dal 1979 e dal notaio Rocchetta, la Marini e altre 12 persone a Padova ci sono andate nell'80. Quindi il prossimo anno la Liga Veneta celebrerà i 45 anni. No, dicevo tutto nord, quindi tutte le leghe del nord. Ma è la storia di un nord che in quegli anni subiva l'essere la periferia dell'impero, il peso di un paese centralista mal gestito, il segno di un paese che oggi non esiste più, quel paese di 40-45 anni fa non esiste più. Si pensi solo al tasso di scolarizzazione. Cioè noi uscivamo da un mondo che non c'è più, c'era un'economia prevalente, c'era stato il boom economico, però ancora la scolarizzazione era bassa, gli uffici pubblici erano tutti, diciamo, fra virgolette, rappresentati da cittadini che non erano dei nostri territori, quindi c'era sempre questa pressione. Insomma, l'ho scritto in Ragioniamoci sopra, edito da Marsilio.